Ubriaco alla guida del barchino perde il controllo e fa rovesciare il mezzo nella notte. L'intervento della Capitaneria di Porto e della polizia è avvenuto poco dopo le 23:30 di martedì nel canale della Giudecca tra Ponte Longo e San Basilio. Il conducente 31enne, residente proprio alla Giudecca, è evidentemente alterato dai fumi dell'alcol, come confermato dal test fatto dagli uomini della Capitaneria di Porto. Ha sbagliato manovra e causato il ribaltamento della barca, facendo finire in acqua tutte e tre le persone presenti a bordo. I malcapitati sono stati tratti in salvo dal rapido intervento degli uomini della Capitaneria e dei sanitari del 118. Si va verso lo scontro legale con una denuncia per abbandono di familiare nel caso dell'anziana di 84 anni residente a Piove di Sacco, che è ricoverata in geriatria nell'ospedale padovano da quasi 3 settimane ed è rifiutata dalla figlia residente a Campagnalupia. Nonostante la madre da oltre una settimana possa tornare a casa dall'ospedale dopo che era stata curata per un attacco cardiaco, la figlia si rifiuta di accoglierla con la motivazione che economicamente non sarebbe in grado di sostenere la presenza nella sua casa. Ora entreranno in azione i legali. L'ex subcommissario di Venezia Vito Tatò si è spento nella giornata di martedì dopo aver combattuto per mesi contro un tumore al cervello. Il dirigente del Ministero dell'Economia in quest'ultimo anno si è sottoposto a diversi interventi chirurgici per asportare la massa tumorale che purtroppo però era già entrata in metastasi. Tatò lascia la moglie e la figlioletta di soli 3 anni. L'ex subcommissario aveva solo 45 anni. La pensilina di via Carducci è sparita. In un pomeriggio di lavoro i tecnici del comune hanno tolto la fermata coperta della CTV davanti al supermercato Simpli. Era diventata un rifugio per i barboni e i senza tetto che frequentano la zona di Piazzale Donatori di Sangue. In seguito alle proteste dei residenti, l'amministrazione comunale ha deciso di eliminarla.